Allora, intanto diamo una presentazione del festival che si chiama appunto Dal testo alla voce. È un evento che si terrà online, ma in particolar modo parte da Cagliari. Dal 1° al 7 dicembre, insomma, partirà questo festival che dalla nostra città, da Unica Radio, coinvolge e cerca di integrare mettere insieme diversi network, in particolar modo quelli delle radio universitarie di Raduni. Un progetto, insomma, che vede anche la partecipazione economica, il contributo del Comune di Cagliari, insieme a Sardegna Teatro, ANG in Radio e il Network in Difesa. Un progetto, dicevo, dedicato alla cultura in questo momento di pandemia abbastanza complicato da poter realizzare, ma forse anche un'occasione per incontrarci e per far ricordare che la cultura si può fare anche a distanza e ci si può, insomma, mettere in rete e collegare in modo semplice. Un programma di 7 giorni che vede anche la collaborazione di 5 professionisti dediti al mondo del teatro, della regia radiofonica, della drammaturgia, che in qualche modo è anche un'occasione, un collante per mettere insieme un po' tutte i giovani, le radio anche universitarie italiane. Con me in questo momento c'è anche Enrico Schleifer, in rappresentanza di Raduni, che è appunto l'associazione degli operatori radiofonici italiani, che è coinvolta in questo progetto che appunto ha molto di giovane, anche se poi la tematica, che è quella del teatro, potrebbe essere un po' più ostile, però che trova in realtà un grande accoglimento anche tra un pubblico giovanile. È così, Enrico? Assolutamente, in realtà, intanto grazie e buongiorno a tutti. In realtà la questione è ancora più profonda, nel senso che la voce comunque ha ovviamente un'enorme importanza per il mondo della radiofonia e quindi è un'enorme opportunità per tutti i soci raduni che sono ovviamente interessati alla radiofonia per approfondire questo argomento, questo ambito e questo strumento con cui si fa radio, però appunto ovviamente non si fa solo radio, si fanno mille altre cose, tra cui anche appunto la recitazione a teatro. E in un certo senso è anche importante capire che questo strumento che abbiamo e che forse ogni tanto diamo anche un po' per scontato, ci può permettere in realtà di esprimere un'enorme varietà di cose, quindi sicuramente è uno strumento importante e questa settimana è sicuramente un'enorme opportunità per tutti i ragazzi di Raduni che vogliono appunto approfondire e imparare meglio come utilizzare quello che poi ovviamente per chiunque faccia radio è lo strumento principale, il principale mezzo non solo di divulgazione, ma anche con cui presentarsi al pubblico. Ti ringrazio Enrico, sì, il coinvolgimento era appunto questo. Noi in realtà abbiamo iniziato, perlomeno io, partecipando ai vari festival appunto delle radio universitarie. In uno di questi workshop si parlava tanto tempo fa di un radiodramma e lì avevo iniziato a meditare sulla possibilità di poter eventualmente portare o comunque iniziare un progetto dedicato al radiodramma attraverso anche le radio universitarie. Mi ha fatto piacere, insomma, che durante questa pandemia, giusto per citare un piccolo aneddoto, Radiofonica abbia prodotto un radiodramma ispirandosi appunto a Shakespeare. Quindi mi fa capire che l'attenzione verso questa modalità e forma di comunicazione che unisce il testo e la voce sia una forma che non solo, insomma, riguarda un pubblico di età, insomma, adulta, ma in realtà c'è una riscoperta anche da parte dei giovani. Non solo, abbiamo visto che statisticamente l'audio interessa, in quanto abbiamo visto che i podcast sono sempre più ampio il pubblico che ne usufruisce. Quindi abbiamo pensato, ma sì dai, mettiamo in piedi un festival che ha a che fare con queste due tematiche, la letteratura e la voce, e che magari possa anche raccontare il territorio. Da qui appunto nasce Dal testo alla voce, un festival che vi dicevo di 5 giorni, vi apro nel frattempo anche il sito, ve lo faccio vedere, che permette alle persone di poter interagire e conoscere meglio il mondo dell'uso della voce e anche in qualche modo anche della radiofonia.
Questo qui è il sito, insomma, da cui possiamo accedere, ovvero www.unicaradio.it/festival, dove troviamo i programmi, i docenti, i partner, i laboratori, insomma, che fanno parte di questo calendario ricco che dal 1° al 7 di dicembre vedrà, insomma, protagonisti diversi docenti e direttamente anche i giovani. Tra i vari docenti troviamo Michela Azzeni, che ha un curriculum vastissimo tra attrice, doppiatrice, ma allo stesso tempo anche dedica il suo tempo e la sua attività anche alla registrazione per Audible, quindi ha una formazione molto ampia ed elevata e grande, che darà appunto possibilità di approfondire uno dei laboratori importanti, che è appunto l'uso della voce. Poi c'è ancora Nunzio Caponio, che approfondirà invece una tematica legata al testo, a come convertire queste parole o trasformare le parole per la radio. Lui si occupa appunto di recitazione, regia, scrittura teatrale, è un drammaturgo, ci agevolerà insomma in qualche modo a come lavorare meglio con le parole e sui testi da dedicare all'interno del festival, dal testo alla voce. Poi abbiamo Francesca Falchi, che è un'altra professionista, insomma sono tutti 5 professionisti del mondo del teatro e della comunicazione. Francesca Falchi, ironica, drammaturga, regista, ha vinto diversi premi, ultimamente si sta occupando della letteratura comica, ed è questo che approfondirà all'interno della nostra presentazione, del nostro festival, che tra l'altro è la prima ad inaugurare alle 11:30 con la drammaturgia comica. Cristina Maccioni, grandissima esperta, anche lei ha iniziato col teatro, poi ha fatto la regista presso la RAI Sardegna, ma è andata anche fuori, ha diretto tantissimi radiodrammi, con cui lei mi sono interfacciato in diverse occasioni, abbiamo anche avuto modo di raccontare qualche aneddoto, è una persona splendida, vi racconterà e parlerà anche della sua esperienza, di come devono essere affrontati i radiodrammi, o comunque come possono essere costruiti, non sempre solo con gli effetti. Ho notato, discorrendo con lei, e per me è stato un altro stimolo di riflessione su come sia possibile, insomma, anche affrontare il testo e la voce non sempre con un'ambientazione che abbia del reale, del realistico. E poi c'è Luciano Marongi, un altro professionista del teatro, che ha una conoscenza immane per quanto riguarda il campo della dizione, e come la spiega veramente, riesce a collegarla tra storia, passato, esempi, con una cultura veramente ampia. Quindi, come dicevo, 5 professionisti con 5 laboratori che riguardano appunto dizione, drammaturgia comica, l'uso della voce e la regia del radiodramma, si alterneranno in questa festival direttamente online per dare maggiori informazioni e stimoli ai ragazzi. Chiaramente questo qui è solamente un modo per seminare e poi cercare di dare poi vita a nuovi programmi e progetti, magari anche all'interno di reti universitarie o attraverso all'interno delle proprie reti e sedi radiofoniche. Per iscriversi è molto semplice. Basta andare sul sito, nel tasto iscriviti, vedere quali sono insomma i vari laboratori disponibili, compilare il form e riceverete una mail. Giusto, lo anticipo perché qualcuno ha avuto dei problemi, la nostra mail è andata in spam, ma riuscirete senza problemi, insomma, ricontrollando, a riceverla. Per ogni informazione noi siamo sempre disponibili a darvi maggiori dettagli o a assistervi in caso di necessità. Questo è il sito, insomma, che potete consultare all'indirizzo unicaradio.it/festival, e questo invece è il calendario, insomma, che noi abbiamo riassunto in questo modo per farvi comprendere, insomma, com'è strutturato tutto il percorso del festival, che partirà da martedì, appunto oggi 1° dicembre, fino ad arrivare a lunedì 7. 2 appuntamenti al giorno, il primo inizierà appunto oggi alle 11:30 con Francesca Falchi, con il laboratorio di drammaturgia comica, per proseguire poi domani alle ore 10 con un laboratorio di dizione in compagnia di Luciano Marongiu, e per proseguire poi con il laboratorio di drammaturgia teatrale di Nunzio Caponio. Tutte queste attività si svolgeranno rigorosamente online attraverso la piattaforma Zoom, e verrà ritrasmessa in contemporanea anche nei nostri social di Unica Radio, di NG Radio e dei vari nostri partner in condivisione. Giovedì invece 3 dicembre
abbiamo un'altra attività, appunto alle ore 10, il laboratorio di drammaturgia teatrale con Nunzio Caponio, sempre giovedì alle 11:30, il laboratorio di edizione con Luciano Marongio, per poi passare a venerdì con un appuntamento unico dedicato all'uso della voce con Michela Azzeni. Sabato 5 invece alle ore 10 ancora il laboratorio sull'uso della voce con Michela Azzeni, per proseguire poi alle 11:30 con un laboratorio di regia del radiodramma in compagnia di Cristina Maccioni. Domenica 6 dicembre invece alle ore 10 sempre il laboratorio di regia del radiodramma in compagnia di Cristina Maccioni, e poi a seguire alle 11:30 con Francesca Falchi con un laboratorio di drammaturgia comica. Si conclude il festival con la prova di una lettura, di una registrazione di un testo, lunedì 7 dicembre alle ore 10. Quindi un festival, diciamo che ha un programma abbastanza ricco e variegato, che ci permette insomma di far conoscere un po' più da vicino i vari elementi che possono essere di aiuto e utili per iniziare a lavorare e a scrivere su un radiodramma o su un testo che poi va adattato per la radio. Io vi saluto, e saluto anche a te Enrico, e ti ringrazio insomma per essere stato con noi, e poi vi lascio insomma con un promo che abbiamo realizzato dedicato al festival. Grazie a voi. Grazie Enrico, allora vi lascio in compagnia del promo che abbiamo realizzato, e il prossimo appuntamento insomma col festival è alle ore 11:30 con appunto il laboratorio di drammaturgia comica con Francesca Falchi. Grazie a tutti per averci seguito e buon festival.